Preside, una mostra oggi 8 marzo, si parla di donne della Resistenza, madri della Costituzione, itinerari di democrazia, in collaborazione con l'ANPI. Sì, oggi concludiamo la nostra settimana dedicata all'8 marzo e la concludiamo, direi, nel migliore dei modi, perché abbiamo coniugato un passaggio storico importante che è entrato a pieno titolo nella storia delle donne, e cioè l'apporto che le madri costituenti hanno dato alla libertà e alla democrazia che oggi abbiamo il privilegio di vivere in Italia. E in secondo luogo, associato a questo, proprio perché per una scuola è importante il servizio dell'istruzione, abbiamo il piacere di ospitare la direttrice dell'Archivio di Stato, la dottoressa Florio, che farà un excursus sull'istruzione al femminile in particolare in Italia, anche per far comprendere ai nostri ragazzi come si è evoluto anche il significato dell'istruzione e della formazione per le giovani studentesse nel corso degli anni. È un momento particolarmente importante perché io credo che oggi sia non solo una giornata celebrativa, ma una giornata di vera e propria lezione di educazione civica. Un'educazione civica che innanzitutto parte, come sempre, dalla nostra Carta Costituzionale. La Carta Costituzionale che, come sappiamo, è stata scritta anche dalle donne che, sebbene in misura minore, hanno contribuito naturalmente ad apportare la loro capacità, il loro talento, ma soprattutto il pensiero delle donne, e questo credo che sia l'elemento principale. L'ANPI, protagonista con una mostra qui a Leonardo, oggi 8 marzo. Sì, l'ANPI ha inteso dare un contributo che è stato raccolto dalla preside e di questo siamo contenti, e di questo intreccio soprattutto tra la giornata delle donne e l'80° della liberazione, quindi nello specifico del contributo che le 21 donne elette nella Costituente hanno dato alla Costituzione, inserendo alcuni articoli importanti, caratterizzando in un modo al femminile appunto alcuni articoli che sono ancora dentro la nostra Costituzione. È una mostra prodotta dall'Ampia della Sardegna, che noi, iniziando da questa scuola, cercheremo di portare in giro in tutte le scuole della provincia di Agrigento per far conoscere questo contributo, perché è un contributo disconosciuto ma che è importante, che ha reso importante in senso migliorativo la Carta Costituzionale. Anche l'Archivio di Stato ha collaborato a questa mostra fotografica relativamente alle donne che hanno scritto la Costituzione, che hanno contribuito. Come? Oggi era importante, in seno a questa manifestazione che celebra il ruolo delle 21 madri costituenti, portare un contributo relativo al tema dell'istruzione femminile, un tema attuale e che deve imporre una riflessione su quello che è il valore universale dell'istruzione, quale strumento intanto per l'emancipazione femminile e in generale per l'affermazione dei diritti e dell'uguaglianza, soprattutto nei contesti educativi.